prima fascia, che io ho il nome, che è Golden Point, quindi il più bello in costume da mare, scelto dalla giuria per la Golden Point, e che abbiamo qui sul palco in rappresentanza dei Golden Lady, Vanessa Andreotti, referente del punto vendita presso il centro commerciale Torri di Europa, e anche il mister in carica, Denis De Marchi, che porta la fascia. Ciao Memis, venite qui davanti. Ecco Vanessa, amica, eccola qua Vanessa, ben ritrovata. Allora, leggi cosa vince? Allora, vince Super Omaggio Golden Point, un servizio fotografico dedicato al body, soggiorno di un weekend per 2 persone all'Hotel Posta Forni di Sopra, nel cuore delle Dolomiti. È il primo step del corso di difesa personale offerto dall'associazione Tao. Allora, siamo pronti con la prima fascia, poi naturalmente ci saranno le foto di rito insieme ai nostri ospiti sul palco. Mister Golden Point 2011 è il numero 4, Michael Dree. Passerella per Michael. Vai Michael! Vanessa, metti tu la fascia al nostro Michael. Allora, certo, adesso ecco qui prima la fascia, poi le foto di rito. Eccola qui, vai Vanessa con la fascia, mentre poi la hostess consegnerà i regali. Ecco qui. Ah, che duro lavoro mettere la fascia ai nostri... Vanessa? Allora Vanessa, avvicinati anche ai nostri super ospiti al centro del palco, anche tu insieme per le foto di rito. Ecco qua, lasciamo lo spazio ai fotografi che stanno immortalando tutti insieme. Questa è la prima fascia che assegniamo per il Mister 2011. Guardiamola anche sul maxi schermo, eccoli lì. Che belli che siete. Se la ride il Mister dell'anno scorso, ci sono già passato. Sì. Bravi, un bel risultato. Insomma, Mister Golden Point, tra l'altro, è proprio un premio importante che simboleggia proprio il discorso di stare bene con il costume, no? Quindi è in forma, significa stare davvero in forma. Grazie allora Vanessa. E Michael, puoi rientrare, a raggiungere i tuoi compagni. Allora andiamo con la prossima premiazione. Chiamiamo sul palco Paola Stigliani, vediamo se Jessica Stigliani. Allora, terzo classificato eletto dalla giuria sarà Mister Cine City. Esatto. Ricordiamo i premi? Sì, ricordiamo i premi. Insomma, le hostess, tra l'altro, adesso che salutiamo e ringraziamo anche le hostess, insomma, un buono da 50 euro offerto da Deichmann, un premio offerto dalla gioielleria Stigliani, orologio Dolce & Gabbana, quindi un premio importante, un buono per 8 guide per patente auto e moto presso le autoscuole Biziac, un soggiorno di un weekend per 2 persone all'Hotel Posta a Forni di Sopra, nel cuore delle Dolomiti. È il primo step del corso di difesa personale offerto dall'associazione Tao. Direi che sono tutti dei bellissimi premi. Ecco la nostra Lucrezia, la hostess, che è venuta. Siamo pronti per consegnare anche la seconda fascia. Vi ricordiamo terzo classificato eletto dalla giuria. Io vorrei creare un po' di... Mister Cine City 2011 è... Oh, fatemelo sentire, oh! Con il numero 5, Jacopo Carboni. Saranno contente le sorelle che gli hanno fatto una bella sorpresa venendolo a trovare in cavallo. Vai Denis, un altro mio gladiatore, Allora Jessica, adesso consegnerai ufficialmente la fascia. Ecco qui, consegniamo. Ecco, si prepara in posizione da Eccolo la fascia, bravo. Sembri Massimo Decimo, guardalo. Dove vai? I premi? Voleva farsi un'altra passerella? No, perché ti spiego, perché io prima gli ho detto ragazzi al mio segnale scatenate l'inferno, e loro si sono immedesimati. Adesso bene. però ci vogliono le foto di rito, quindi tutti vicini, anche lo sponsor insieme ai nostri principali sponsor che sono al centro del palco. Eccoli qui. Dennis, ma ci hai preso gusto? Cioè, anche tu hai vinto la fascia. Quante fasce hai vinto? Si è portate a casa tutte. Un mostro. Li vediamo anche, ecco lì sul maxi schermo, immortalata anche questa fascia. Ricordiamo Miss Cine City, complimenti. Tra l'altro un premio importante, che lo sa magari ci possa essere di buon auspicio per una carriera da attore. Che dici, Jacopo?
Ma lui voleva allevare i cavalli, quindi... Ha voglia di allevare i cavalli se diventa famoso, no? Ok, allora puoi raggiungere di nuovo i tuoi compagni, dopo vi richiameremo tutti insieme per fotografare tutte le fasce insieme. Adesso la premiazione riguarda il secondo classificato eletto dalla giuria, che è Mr. Deichmann, e chiamiamo sul palco in rappresentanza di Deichmann Sonia Cossutta, capozona Friuli e Veneto, e la invitiamo qui ben vicino arrivata. a noi. Ecco, una battuta perché anche quest'anno insomma vicino ed è un'esperienza importante, perché insomma un marchio che ha seguito tutto il concorso. Grazie. Ok, grazie. Bene, così poche parole, insomma una presenza anche questa molto importante. Attenzione, allora anche questa è una fascia, grazie a Deichmann, veramente ricca, tantissimi premi. Voi che volete sentire i premi? Allora, buono da 70 euro offerto da Deichmann, premio offerto da Gioielleria Stigliani, orologi anche in questo caso Dolce & Gabbana, buono per 10 guide per patenti automoto presso le autoscuole Biziak, offerto dall'agenzia di moda Be Nice, e il primo step del corso di difesa personale offerto dall'associazione Tao. Ecco, abbiamo anche Thomas, ricordiamo che è stato tra i premiati l'anno scorso, che consegnerà la fascia, e quindi facciamo come prima un po' di suspense. Mi aiutate? Mi fate sentire il mio via un bel oh? Prima dico, Mr. Deichmann 2011 è... con il numero 8 Nicola Bertossi. E là, il futuro ufficiale dell'esercito, venga qua, tenente. C'ha la faccia da tenente? Complimenti anche per te, è una bella fascia. Prenditi anche i premi. Ha fatto la passerella? Gliela facciamo, vuoi fare la passerella? Giustamente, facciamo la passerella come gli altri, ma si possono inquadrare gli occhi di questo ragazzo? Ha degli occhi belli, guardate là, fermo là, guarda la telecamera, dritto, guardate gli occhi. Le donne, guardate là. Ho sentito il commento di qualche signorina, Allora, prima di richiamarli, grazie degli omaggi e grazie alla signora Sonia, ringraziamo ancora per anche questa sponsorizzazione quest'anno, grazie. Ci rivediamo più tardi. Allora, le fasce adesso sono a posto, perché poi li richiameremo tutti sul palco per le foto di rito, però adesso il nostro parterre d'eccezione al centro dovrà consegnare i premi più importanti insieme a Carolina Pezzicari e Miss Topolini 2010, perché siamo arrivati al momento principale, il nostro Mister Topolini 2011. Io ho qui il nome, e qui vince, l'abbiamo detto prima, oltre a un contratto lavorativo della Be Nice, il motorino, ma elenchiamoli nella precisione. Esattamente, contratto di lavoro per un anno con l'agenzia di moda Be Nice, che tra l'altro ha organizzato tutto questo. Il sito internet personale offerto da Innuendo Agency, quindi per promuovere la propria immagine in maniera eccellente. Buono da 80 euro offerto da Deichmann, premio offerto da Gioielleria Stigliani, anche in questo caso un orologio di Dolce & Gabbana, soggiorno di un weekend per 2 persone all'hotel Posta a Forni di Sopra, nel cuore delle splendide Dolomiti, iscrizione e corso teorico completo per patente A o B presso le autoscuole Biziak, sempre in questo caso offerto dall'agenzia Be Nice, e un corso di difesa personale offerto dall'associazione Tao, e tanta, aggiungo tanta visibilità. Allora, la fascia verrà consegnata dal nostro presidente della giuria Noemi Batchi, quindi chiedo di avvicinare la fascia, e poi insieme anche a Carolina Pezzicari che consegnerà questa fascia, aiuteremo un po' a indossare, e subito dopo Angelo La Rocca e Fabio Zebo che consegneranno gli altri premi che sono assegnati. Allora, siamo arrivati alla fascia più importante. Allora, è andata bene, ci siamo, anche questa serata è andata bene, c'è stato un pubblico molto numeroso, quindi grazie a tutti. Vi ricordo, aspettiamo domani. Brava, domani sera sempre qui per la finale invece di Miss Topolini 2011, non mancate, tanti ospiti di Zelig. Detto questo, adesso... Allora, la suspense adesso si deve fare un po' più grande. Allora, Mister Topolini 2011 è... Allora chi fa O, veramente, domani fa un ternallotto, o guarda, fa un bel gratta e vinci, come quello che dico io, Giusto, allora, pronti? Mister Topolini 2011 è... Vai Nicole! Con il numero 4 Michael Dream! Fuochi
fuochi d'artificio. Tutta la passerella, vai. Vai Michael. Che fisicaccio. Guarda le tifoserie come sono scatenate. Guarda le donne, guarda gli uomini. Aspetta, perché adesso devi indossare la fascia ufficiale. Ecco qui Noemi Vacchi, presidente della giuria, insieme a Carolina Pezzicari premiano Mister Topolini 2011. Doppia fascia. A incrocio così. Io invito anche gli altri 2 ragazzi premiati a raggiungere Michael sul palco in modo da realizzare le foto sorrito. Prima però Fabio Zebochin, direttore commerciale del Piccolo, consegna, ecco qui il riconoscimento, poi gli altri premi vi verranno consegnati poi a fine manifestazione. Allora venite un attimo qui al centro del palco tutti e 3, così i nostri fotografi prima di tutto si scatenano. Esatto, Emanuele Maggi, Stefano, Sergio Lautizer, tutti i fotografi, Roberta Radini, tutti i fotografi ufficiali. Tanto ci raggiungono anche le finaliste. I nostri gioielli 2011 sono belli, sono palestrati, sono bei ragazzi. Adesso ancora un po' vedo le foto. Adesso la foto con i nostri sponsor. Vi chiedo di avvicinarvi alle nostre 2 ragazze, a Fabio e ad Angelo, che magari gradiranno più domani le ragazze, però le foto di rito ci vogliono. Io mi permetto invece, in attesa che loro fanno anche tutte le foto, vi posso chiedere un forte applauso anche per gli altri aspiranti mister. Ragazzi, è andata bene comunque, ve l'ho sempre detto, avete vinto per me tutti quanti, siete ragazzi, bravi ragazzi con la testa sulle spalle, non perdete mai di vista quelli che sono anche gli obiettivi importanti della vita, voi tutti sapete quali sono, continuate lo studio, continuate a credere nella famiglia, nell'amore, e grazie di cuore a nome di tutti quanti per essere stati iscritti a questa edizione 2011, è stato un bene reciproco, insomma, incontrarsi, va bene? Grazie mille. Vedo ancora i fotografi pronti a immortalare i nostri 3 bellissimi. Intanto ringrazio ancora Carolina, Noemi, Fabio Zebochin e Angelo La Rocca. Vi ritroviamo tutti domani sera, grazie ancora, appuntamento mi raccomando qui alle 20:30 la finalissima delle ragazze. Vedo ancora qualche fotografo in azione, perché naturalmente poi nei prossimi giorni vedremo sul Piccolo i volti di questi 3 ragazzi sui siti internet, in TV. Vi ricordo lunedì e martedì alle 21 su Tele4 Young la trasmissione di questa serata e di quella di domani interamente in TV. Bene, allora detto questo, io vi posso chiedere un applauso invece alla bellissima Nicole Brusaferro e a Mister Rocco, grazie il mio mille. socio. E una parola ancora per la giuria, grazie a tutti per essere stati qui con noi, grazie per aver deciso di partecipare questa sera, per aver valutato i nostri ragazzi, per averci fatto compagnia. Un ringraziamento a tutti per averci accompagnato in questa serata. E grazie a tutti i ragazzi della Binasi, complimenti a voi. Mi raccomando, domani sera ore 20:30 tutti qui per la finale di Miss Topolini. Mi piace concludere questa bellissima serata d'estate in una delle città più belle di tutta Italia con un grandissimo, fortissimo e affettuosissimo grazie. Ci vediamo domani sera e che Dio vi benedica a tutti sempre. Grazie mille. Buonanotte Trieste. Vai ragazzi!